Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Tragedia a Bibbione nella mattinata di oggi 21 luglio. Un uomo di 62 anni, turista di nazionalità slovacca, stava percorrendo in monopattino la pista ciclabile che collega Bevazzana alla cittadina balneare quando, per causa in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è caduto improvvisamente riportando un grave trauma cranico. Subito è stato allertato il 118 e i sanitari prontamente giunti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano perché l'uomo è deceduto. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale del distretto Veneto Est per ricostruire l'accaduto. E un altro dramma è avvenuto sempre questa mattina a Mallido di Venezia, dinanzi alla spiaggia del The Bend. Un giovane turista di nazionalità spagnola è entrato in acqua per fare il bagno, ma è stato travolto dalle onde ed è morto. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM con l'elisoccorso. La zona è stata delimitata per consentire appunto i soccorsi, ma purtroppo per il giovane, nonostante le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Cambiamo argomento. È in corso oggi, venerdì 21 luglio, uno sciopero di 24 ore al quale potrebbe aderire il personale delle società ACTV, Vela e AVM. Lo sciopero potrà dunque interessare i servizi in navigazione automobilistici, tranviari, People Mover, nonché i punti vendita a Venezia Unica, l'ufficio AVM ZTL Auto di Mestre e di parcheggi in struttura. Tra le motivazioni dello sciopero si legge il controllo da parte del Comune di Venezia nella persona del sindaco che si ritiene ricada negativamente sui lavoratori e sulla cittadinanza, in quanto incide in modo determinante, dice la nota, nelle voci che vanno a dimensionare il budget aziendale in ottica di introiti, di risparmio e di spesa che da oltre 2 anni ormai sta portando a un sensibile e significativo dissenso da parte della popolazione aziendale e della città. Ci spostiamo a Dolo, dove il comune ha attivato i numeri 041 5121 919 e 041 5121 933, attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, per le prime informazioni utili ai cittadini in merito ai danni da maltempo. Il comune ha chiesto alla Regione Veneto di decretare lo stato di emergenza. Siamo in attesa, si legge in una nota ufficiale, di conoscere le modalità per presentare le richieste di eventuali risarcimento danni. Nel frattempo l'amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di raccogliere documentazione fotografica sui beni danneggiati e di conservare tutte le fatture dei lavori eseguiti per riparare i danni. La Protezione Civile, Veritas, la Polizia Locale e personale comunale sono operativi per portare progressivamente la situazione alla normalità. Ed era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.